Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, oggi parleremo di una cosa un po' delicata, e cioè quando lui o lei non erano l'anima gemella, cosa succede? Però prima di iniziare questa pillola, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di The Guardian Marietto Veneziano, di attivare anche la campanella per essere aggiornati quando verranno fuori nuove pillole, e di iscrivervi anche ai gruppi Facebook gloriosi, dove ve l'ho già detto, i nostri iscritti sono i migliori del mondo, ma anche in Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 il Legale Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Eventualmente alle 21 ogni sera, per questo periodo speciale, il De Garda, con un gruppo fantastico di maghi in erba, tiene una piccola meditazione di 5 minuti per rinforzare il cerchio di fuoco per l'Italia, per essere protetti in questo periodo tremendo in cui vediamo che l'Italia è sotto pressione, ma il De Garda è sempre sulla breccia con questi maghi in erba. Bene cari amici, andiamo avanti con la pillola. Perché? Perché spesso, non spesso, ma diciamo alcune volte, quando alcuni vicini o amici del Marietto o conoscenti del Marietto lasciano questa dimensione, qualche ora dopo, di notte, il Marietto li incontra, e li incontrava o li incontra o li incontrerà, e alcune volte queste persone parlano male dei propri familiari, ma proprio male, non male, proprio li dicono: questi qui sono cattivi, stai attento di qua, stai attento di là. Ma la domanda è: perché questo? Perché non era la loro anima gemella? Praticamente erano persone che si sono dovuti sposare per qualsiasi tipo di sentimento, di emozione o di logicità. Magari erano super logici, se lo sono sposati per il semplice fatto che erano, come si suol dire, economicamente interessanti, oppure avevano gli ormoni a 1000, e insomma tutte le scuse di questo mondo che si possono tirare in campo. Però quando sono dall'altra parte il mondo sembra un calzino rovesciato, e quindi queste persone, alcune addirittura stavano andando nel basso astrale ed erano anche contenti, mi dicevano, di andare nel basso astrale per poter spurgare tutte le cattiverie che avevano fatto nella vita. Allora questo cosa sta a indicare? Sta a indicare che la cosa più importante è cercare l'anima gemella. Poi effettivamente ho anche incontrato persone che stavano andando nell'alto astrale, e quindi la cosa per loro era indifferente, però mi avvisavano di stare attento a Caio e a Sempronio. Io chiaramente alcune volte lo sapevo che sarebbero partiti, alcune volte non lo sapevo, e non sapevo che erano già nell'altra parte del velo. Pensavo che fosse solamente un incontro astrale. Poi mi svegliavo e dicevo: che strano, devo aver sognato questo, quest'altro. Bene, ma questo perché è importante, questo racconto? Perché è importante capire che è vitale importanza, prima, cercare l'anima gemella, e secondo, quando un vostro caro vi lascia questa dimensione, attivare sempre tutti i circuiti, tutte le protezioni, tutto quello che si può fare per aiutarlo a fare questo passaggio, questo cammino nell'aldilà. Allora il vostro Marietto ha fatto delle pillole in cui dà dei circuiti, delle dritte, per poter attivare delle protezioni che funzionano sia per i vivi che per i trapassati. In più, se potete anche fare attivare dei riti propiziatori di benedizione per queste persone che sono dall'altra parte del velo. Vi ricordo che anni fa una veggente ha conosciuto, tramite i suoi poteri, ha conosciuto una persona che era, come si suol dire, nel nostro gruppo misterico. Questa persona aveva un amico che era, come si suol dire, trapassato, e questa veggente vedeva che questo trapassato chiedeva aiuto al nostro amico in questo gruppo misterico, no? Il quale un giorno, parlando con noi nei nostri gruppi di Telegram, ci disse che lo conosceva ed era morto. La gente aveva visto che questo, come si suol dire, questo signore era proprio trapassato, era morto, stava male, era in una brutta condizione, chiedeva aiuto a questo nostro amico. Al che, parlando nel gruppo, ci siamo attivati con i vari circuiti, la croce cosmica e altre cose di benedizioni.
Qualche tempo dopo come si suol dire, la veggente aveva ancora incontrato questo signore e ringraziava il nostro amico di essersi attivato per aiutarlo dall'altra parte, perché l'eterico lavora anche dall'altra parte e non ha tempo. Quindi quando voi attivate protezioni eteriche lavorano in tutte le dimensioni e in tutti i tempi, quindi non esiste tempo dall'altra parte come il tempo di qua. Quindi quando voi attivate qualcosa, anche dall'altra parte, se è morto 50 anni prima o 70 anni prima, lo proteggete e lo magari togliete dal basso astrale. Bene, cari amici, detto questo, mi dimenticavo, per poter a lavorare su questo, come si dice, amico del nostro amico che era nel gruppo di Telegram, mi ricordo che ho dovuto andare al cimitero a fare una foto del bugiardino sulla tomba e poi ci ha messa a disposizione su Telegram e abbiamo potuto lavorare a livello radionico vibrazionale. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi saluta, vi chiede se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Ildegano Marietto Veneziano e di attivare la campanella così da essere sempre avvisati, e poi anche di seguirci nei nostri gruppi di Facebook e di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.